Il Tigullio questa mattina è interessato da un violento nubifragio, colpita in particolare la zona di Lavagna con allagamenti in via Roma e via Previati, chiusa anche la provinciale 227 tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Sta per cambiare sede anche l'INPS di Chiavari, avviati i contatti con il Comune per trasferire gli uffici al primo piano del Palazzo delle Poste in piazza Nostra Signora dell'Orto. Torna a Santo Stefano d'Aveto il rally della Lanterna. Sabato e domenica attesi un centinaio di partecipanti per 1 o 2 giorni di prove speciali nel verde della Val d'Aveto. I ragazzi dell'Azione Cattolica a Neirone e quelli delle parrocchie di Lavagna a Reppia, protagonisti della puntata di Estate Giovani, in onda questa sera su Telepace 1. Buongiorno ai telespettatori del TG13, la cronaca in apertura perché un violento nubifragio ha interessato questa mattina il Tigullio. Siamo ancora in allerta gialla, ma adesso splende il sole sul nostro territorio, allerta gialla che terminerà alle 15 di quest'oggi. Dalle 10 però e fino intorno alle 11:30 la pioggia si è abbattuta abbondante lungo la costa, linea costiera tra Portofino e Sestri Levante, provocando disagi e allagamenti. Partendo dal Tigullio occidentale, allagamenti si sono registrati sulla provinciale 227 dal confine tra Santa Margherita Ligure e Portofino, nella zona di Paraggi e Piazza Lunga. Stiamo vedendo proprio le immagini di questa mattina. Grandi pozze d'acqua si sono formate sull'asfalto, rendendo difficile la circolazione veicolare, che è stata momentaneamente interdetta. Sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile che hanno liberato le caditoie ostruite dal fogliame caduto proprio a causa della pioggia. Nei 2 comuni però non si segnalano altre criticità, la viabilità è stata poi ripristinata nel corso della mattinata. A Rapallo il disagio più grave lo hanno subito i volontari del soccorso di Sant'Anna, un fulmine ha colpito infatti la centralina mandando in tilt i computer, i militi tuttavia dicono di essere operativi e collegati alla centrale. Qua anche Tombino tappato e allagamenti anche nella zona di via Piacenza e via Entella, a Chiavari chiuso per allagamenti un supermercato di Corso Dante. La zona più colpita dagli effetti delle precipitazioni di questa mattina è stata sicuramente Lavagna, quasi 100 i millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore che hanno provocato allagamenti nella zona di Cavi e del centro. Problemi si sono registrati in particolare in prossimità dei torrenti Fravega e Barassi. Via Previati è rimasta chiusa perché è invasa dall'acqua, mentre alcuni negozi di via Roma sono stati invasi dall'acqua. Sul posto per noi questa mattina è andato Maurizio Garreffa, sentiamo che cosa ha raccolto tra i commercianti di via Roma. Cosa è successo questa mattina, signora? Niente, si è riempito completamente via Roma, anche se tiravano i tombini, e poi pian piano è entrato tutto dentro l'acqua. Poi è passata una macchina, ha fatto l'onda, c'erano le macchine bloccate ancora davanti. Quanta acqua c'era dentro il negozio? Altina, guarda, come il bordo del negozio. Una quindicina di centimetri? Sì. E via Roma anche era così? Era molto piena, sì. E poi più il ragazzo di là che è entrata prima, dentro. Tanti negozi hanno avuto problemi in via Roma? Non lo so, noi sì, poi gli altri non lo so perché. Avete avuto dei danni particolari, dei problemi? Grazie a Dio no, ho tirato sulla roba dalla vetrina, è andata bene. Il problema cosa sono stati secondo lei? I tombini che non hanno retto? No, secondo me noi i tombini tiravano, solo che era tanto tanta pioggia in un poco tempo. Sì, appunto. Caduto, ce lo può raccontare? Sì, esattamente, siamo allagati, all'improvviso è venuto giù un sacco di acqua e ci siamo ritrovati allagati, anche se non avevano detto che veniva giù tutta quest'acqua. C'era un'allerta gialla però... Un'allerta gialla, ma questa era anche un'allerta arancione forse. È entrata tanta acqua dentro? Tanta acqua, sì, parecchio, è arrivata quasi all'altezza dei frighi. Tanta pioggia, tanti negozi allagati. Qual è il problema secondo lei? Secondo me è la manutenzione che manca in tutte le volte che succedono queste cose qua. Se mensilmente ci fosse una squadra del comune che viene mezz'oretta a pulire i tombini non succederebbe, perché sono stato io a sbloccare il tombino lì, se no la gelateria di fronte al mio negozio e il mio negozio sarebbero stati allagati sistematicamente. Quindi è incuria proprio delle squadre del comune che dovrebbero pulire, ripeto, mensilmente non gli costerebbe niente mezz'oretta, di dedicare mezz'oretta alle vie di Lavagna, non dico altro. In quanto tempo si sono allagati i negozi? Secondo me è venuta una bomba d'acqua, perché in 10 minuti è venuto il finimondo. Però le dico, con la manutenzione preventiva queste cose non succedono.
E qui eravamo dunque in centro a Lavagna, nella zona di Via Roma, dove si sono registrati allagamenti, in particolare coinvolti alcuni negozi. Altra zona, la zona di Barassi, si è spostato successivamente lì Maurizio Garreffa. Vediamo qual è la situazione dal suo resoconto. Eccoci a Caviborgo, dove le forti piogge hanno portato all'allagamento di una zona del centro storico, non a causa dell'innalzamento del fiume Barassi, ma a causa delle forti piogge che hanno portato alla caduta di tanta acqua dalla zona di Barassi, ma soprattutto da via Cledai. Come vedete alle mie spalle ha causato questo allagamento che ancora ora fatica ad essere asciugato. C'è l'intervento in corso da parte dei vigili del fuoco. I danni maggiori sono quelli patiti dal ristorante Il Melograno, che ha visto appunto tanti centimetri di acqua entrare all'interno, e poi naturalmente i disagi dei residenti, perché in questo momento la strada è chiusa. I residenti lamentano la mancata manutenzione, soprattutto dei lavori fatti per la realizzazione di bidoni interrati che avrebbero chiuso un vecchio passaggio dell'acqua verso il fiume Barassi che scorre qui sotto, e quindi in questo momento anche il tombino non riesce a ricevere le abbondanti acqua. Quindi questa è la situazione a Caviborgo. Questo è il reportage, andremo a dare altri aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. Ricordiamo che finisce alle 15 di oggi l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di oggi. A partire da questa notte un'allerta che comunque si è rivelata opportuna, anche se forse il fenomeno che poi è andato a verificarsi nel corso delle ore di questa mattina è stato al di sopra delle aspettative. Voltiamo pagina, parliamo degli uffici di Chiavari, anzi mi dicono dalla regia che è pronto il collegamento di aggiornamento. Siamo con Daniele Laiosa, previsore del centro Meteo Ligure e Navi Meteo. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, non so se sentivi le mie parole, un fenomeno annunciato, forse al di là delle aspettative si è verificato questa mattina. Sì, c'è stata una persistenza dei fenomeni proprio sul Tigullio, sulla linea di costa. Parliamo sempre però di acquazzoni estivi in un certo senso, molto intensi, ed è chiaro che poi quando c'è una persistenza del nucleo temporalesco è normale se soprattutto certe condizioni urbane lo favoriscono, quindi magari una rete fognaria che non è perfettamente pulita o comunque dei detriti che si accumulano durante la stagione estiva, si possono verificare appunto questi micro allagamenti oppure tombini, insomma tubazioni che vanno in crisi, pressione sulle acque bianche. Però è un fenomeno che, ci tengo a ribadire, è ben diverso tra una criticità di tipo idrologico, dove si ha una vera e propria esondazione di un torrente o di un rivo. Ecco, fortunatamente questo tipo di fenomeni di stampo più estivo non ha interessato in maniera massiva nella giornata di oggi l'entroterra, a differenza di quello che è accaduto ieri per esempio al Fontana Buona. Di conseguenza il livello poi dei torrenti principali è rimasto abbondantemente sotto il livello di guardia. Ecco Daniele, si può parlare di autorigeneranti in questo caso, o la stagione comunque non fa parlare di questi fenomeni? Le piogge si sono iniziate a verificarsi da Portofino e poi via via il fronte si è spostato fino a raggiungere la zona del Lavagnese. Non siamo di fronte a fenomeni intensi, appunto, come ci stavi dicendo tu, tipici dell'autunno? Sì, i ratei per quanto elevati sono rimasti molto intensi sulla linea di costa, non nell'interno. C'è stata una persistenza, una rigenerazione del nucleo temporalesco, questo fermo assolutamente, però poi ci sono delle componenti più legate alla differenza termiche mare-terra che sono tipiche dei mesi autunnali, che favoriscono queste convergenze molto più aspre dei venti, che quindi producono una fenomenologia anche più estesa che interessa soprattutto i bacini orografici, che va quindi a scaricare una notevole quantità d'acqua a monte che poi mette in crisi appunto i vari affluenti e torrenti principali. Oggi questa dinamica non è accaduta. Ne approfittiamo, intanto ti ringraziamo per la preziosa collaborazione, per chiederti le prossime ore quale sarà l'evoluzione del meteo. L'estate ha subito un duro colpo o si riprenderà secondo il vostro punto di vista? Allora, c'è una tendenza a periodi stabili, però piuttosto
contenuta, come abbiamo visto, ormai è una tendenza che ci portiamo dietro dalla fine della primavera e in questa prima parte d'estate, che ritroverà conferma nell'evoluzione della seconda parte di questo mese. Ecco, quindi l'ingerenza atlantica di queste perturbazioni è confermata, quindi seguirà un periodo più stabile dove il promontorio africano a cavallo di questo fine settimana prenderà di nuovo campo sul Mediterraneo, ma poi di nuovo un'ondulazione atlantica che determinerà inevitabilmente dei contrasti, perché l'aria atlantica è più fresca e quindi contrasta con quella caldo-umida africana. Questa sembra un po' una costante anche in questa fase matura, perché luglio, diciamo, notoriamente è il mese più stabile per quanto riguarda l'estate mediterranea, anche e soprattutto in Liguria. Quest'anno però questa dinamica viene continuamente reiterata e quindi troverà conferma anche nella seconda parte di questo mese. Bene, grazie Daniele per il contributo di aggiornamento in merito a questa parentesi meteo che ha caratterizzato la giornata di questa mattina. Andiamo ad aggiornare anche la situazione di Chiavari, ci colleghiamo in redazione, è rientrata per noi Francesca Caporello che ci illustra appunto la situazione che si è verificata a Chiavari, qualche allagamento nella zona di via Entella, ma niente di preoccupante. Francesca. Grazie Andrea, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori. Questa mattina sono stata in via Piacenza, la via più colpita dalla forte pioggia di questa mattina, infatti per 30 minuti è stata bloccata. 40 centimetri d'acqua hanno invaso marciapiedi e strade, impedendo a passanti e al traffico appunto di procedere. I commercianti in particolare hanno disposto delle tavole in legno di fronte alle porte d'ingresso proprio per impedire l'infiltrazione d'acqua. Le altre vie del centro sono state toccate, come per esempio Corso Dante, Piazza Cavour e via Vittorio Veneto. In particolare la Conad di Piazza Cavour ha chiuso per allagamento e analogamente anche l'Ins di Corso Dante ha chiuso per allagamento. Le riaperture avverranno nel pomeriggio se tutto appunto procede regolarmente. Dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie Francesca per l'aggiornamento. Noi voltiamo pagina, parliamo dei trasferimenti di diversi uffici che interessano il chiavarese. Un altro ente sta per cambiare la sede a Chiavari, si tratta dell'INPS che è alla ricerca di nuovi spazi. Avviati i contatti con il comune di Chiavari che ha messo a disposizione il primo piano del palazzo di sua proprietà in piazza Nostra Signora dell'Orto, il primo piano dove al piano terra attualmente si trovano le poste. Sentiamo il sindaco. È una geografia che è destinata a cambiare ulteriormente, quella degli uffici dei vari servizi di Chiavari. Completato il trasferimento della sede chiavarese dell'Agenzia delle Entrate nell'ala di Levante del nuovo Palazzo di Giustizia e in attesa che qui vengano trasferite la Conservatoria ed Equitalia, un altro ente sta cercando ricollocazione ed è l'INPS. Per l'ente previdenziale la destinazione più probabile in questo caso sarà il primo piano del Palazzo di Piazza Nostra Signora dell'Orto, al cui piano terra si trovano adesso le poste, un immobile di proprietà del Comune, il quale sta avviando i lavori di ristrutturazione. Con l'INPS abbiamo già avuto diversi contatti, diverse PEC che mi hanno mandato i responsabili del territorio. Abbiamo visionato i locali di Chiavari a disposizione e dobbiamo mettere a posto il primo piano sopra le poste, che è anche quello del Palazzo Comunale adesso non è adibito a nessun servizio. Una volta che il Comune di Chiavari avrà sistemato questi locali, una parte presumibilmente verrà data in locazione all'INPS, per cui possiamo affermare che con l'inizio dell'anno nuovo l'INPS tornerà in centro a Chiavari. Altro ente che presto cambierà sede sarà la Guardia di Finanza. La compagnia chiavarese andrà ad occupare il sesto e il settimo piano del nuovo Palazzo di Giustizia. L'ex Palazzo di Giustizia riprende vita, abbiamo recentemente, qualche mese fa, portato all'interno del palazzo lo sportello di prossimità fatto in collaborazione col Tribunale di Genova e abbiamo i giudici di pace. È previsto l'utilizzo del sesto piano di entrambi i lati del palazzo e il settimo piano alla Guardia di Finanza. Si tratta di 1100 metri quadrati, si tratta di un presidio di forze dell'ordine che verrà dato alla Guardia di Finanza, che adesso è in via Zarni in locali molto angusti, ma che prevederà anche un potenziamento del controllo del territorio e della sicurezza tramite un protocollo d'intesa, soprattutto per quanto riguarda il contrasto al commercio, alla contraffazione e alla lotta antidroga.
Nei giorni scorsi il Corpo di Polizia Penitenziaria ha festeggiato il suo patrono, San Basilide. Come consuetudine è stata celebrata la messa nella casa di reclusione di Chiavari. Il cappellano Don Franco Brioni ha sottolineato il bene che può nascere dal legame tra detenuto e poliziotto. Alla messa ha partecipato il comandante Andrea Tonnellotto, rientrato a Chiavari dopo un periodo di formazione a Roma. Vediamo il servizio. San Basilide insegna ancora oggi ad essere motivati nella scelta di testimoniare i valori della giustizia, del dovere verso lo Stato e le persone, dell'umanità e dell'incontro con ogni detenuto, considerato come persona da rispettare e da aiutare nel suo cammino di redenzione. Il messaggio è emerso durante la festa patronale della Polizia Penitenziaria, celebrata nella casa di reclusione di Chiavari, con la messa presieduta dal cappellano Don Franco Brioni. San Basilide è esempio di forza e coerenza. Come racconta lo storico Eusebio, Basilide era un soldato addetto a scortare i condannati al luogo del supplizio durante la persecuzione di Settimio Severo. La sua conversione al cristianesimo si colloca durante il tragitto per condurre una giovane al patibolo, quando la protesse dimostrandole compassione. C'è un intreccio forte, dunque, tra il condannato e il carceriere, attraverso cui ciascuno dei due può ricevere del bene. È un aspetto sul quale la casa di reclusione di Chiavari lavora ormai da tempo, e nella preghiera al patrono, letta da un ragazzino al termine della messa, c'è un verso che dice: «Donaci, Signore, forza per svolgere bene il difficile compito di tutelare la società nell'aiutare chi ha sbagliato per debolezza, affinché ritrovi il senso morale della vita». E poi l'invocazione a Maria affinché ispiri sentimenti di misericordia verso coloro che soffrono la detenzione. Questa è una missione di tutti i giorni per voi? Sì, ovviamente non è semplice, sono molto sagge le parole di Don Franco da prendere come riferimento il nostro santo patrono, perché le situazioni, come dire, alcuni giorni sono migliori di altri, ma in certi veramente dobbiamo chiedere la sua protezione per riuscire ad adempiere, perché non è sempre semplice quello che dobbiamo svolgere, ma insomma, per fortuna e con abnegazione riusciamo, ovviamente con la collaborazione di tutti, a risolvere anche le situazioni meno facili. E fine settimana di motori a Santo Stefano d'Aveto. Sabato e domenica infatti le strade dell'Appennino ospiteranno il 34esimo rally della Lanterna, secondo rally della Val d'Aveto. Sono attesi un centinaio di partecipanti provenienti da tutta Italia per 2 giorni di prove speciali immerse nel verde. Sentiamo. Su quali strade si correrà? La gara avrà inizio sabato mattina col test che verrà fatto per tutte le vetture lungo la strada provinciale di Pievetta. Verrà chiusa dalle 8:30 alle 12:30 per permettere appunto il test a tutte le vetture partecipanti, che consentono, diciamo, di testare e settare le macchine. Dopodiché alle 14:30 del pomeriggio dalla contrada del Santo Stefano d'Aveto ci sarà la sfilata con tutti gli equipaggi partenti, che poi appunto andranno a disputare 2 prove speciali ripetute 2 volte nel pomeriggio, toccando anche la provincia di Piacenza, quindi con la prova di Ottone, con partenza poco prima dell'abitato di Orezzoli e arrivo proprio a Ottone. La seconda prova del sabato invece è Montebruno, dove parte appunto dall'abitato di Montebruno e arriva al passo della Scoglina. Si replica poi domenica? Esattamente, per la domenica abbiamo, diciamo, la prova con seta del Monte Penna, che verrà ripetuta ben 3 volte in modo tale da arrivare poi nel pomeriggio alle 4 alla premiazione a Piazza del Popolo a Santo Stefano d'Aveto. Quanti equipaggi sono attesi? Come fare per iscriversi all'ultimo minuto? Allora, per iscriversi si deve andare sul sito lanternarally.it, dentro il quale appunto ci sarà la pagina dedicata per i moduli di iscrizione sia online sia PDF eccetera eccetera scaricabili, e poi si manda tutto alla Lanterna Rally, che è l'organizzatrice del rally. Un modo anche per passare in alta quota 2 giorni correndo ma anche rilassandosi. Certo, è uno spunto questo di divertimento, ma non solo, di relax anche per le famiglie che seguono piloti, navigatori e quant'altro. Quindi Santo Stefano appunto cerca di accogliere nel meglio possibile, diciamo, queste nuovi arrivi da tutta Italia, perché parliamo dal centro Italia a nord Italia, quindi con tutte le scuderie che possono partecipare al rally. E noi del gruppo sportivo, come sempre, ce la metteremo tutta per fare in modo che la gente, partecipanti e non, possa essere contenta. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi.
Prima pagina di Avvenire, l'Italia dei caporali. Sarebbero 400.000 i lavoratori irregolari e 100.000 le vittime del sistema di reclutamento in nero. L'80% è straniero, donne 4 su 10. Braccianti nei campi senza diritti, da nord a sud, una piaga nascosta. A centro pagina, nave con i migranti. Salvini dice manette a chi ha minacciato. E poi c'è il caso internazionale, Trump divide, via a nuovi dazi, l'Unione Europea paghi di più e tensione con la Cina. All'interno del quotidiano cattolico La Scuola, le famiglie deluse dal piano del governo. Il forum alza steccati anziché cercare collaborazione ed è giallo paritarie mai citate dal ministro Bussetti. Ora la prima pagina del secolo XIX, la politica italiana. Di Maio apre alla Lega, sì ai voucher nel turismo e nel lavoro agricolo. Lite tra ministri sui migranti del Diciotti e Salvini appunto dice arrestare i dirottatori. La fotonotizia a centropagina, Liguria, la terra è giovane, 400 imprese nel Ponente. Veniamo invece nel Levante, la cronaca, allarme nel Tigullio, pusher fermato con alcune dosi di super cannabis, blitz della polizia a Lavagna. In tasca aveva 4 grammi di marijuana del tipo Gorilla Glue, stupefacente ad elevata percentuale di sostanze psicotrope. All'interno ancora la cronaca, la scoperta ieri all'alba, un mese, muore nella culla, tragedia nella notte a Carasco. Il bimbo di una coppia di quarantenni lavagnesi è stato trovato senza vita, la procura apre un fascicolo, si escludono violenze o negligenze sul piccolo. Sestri di Levante, sotto sequestro un tratto di spiaggia nella zona di Sant'Anna, il sequestro da parte dei carabinieri forestali, la Ghio dice lavori autorizzati, le opposizioni all'attacco. Nel cittadino di questa settimana, chiese cristiane per la pace, a Bari l'incontro del Papa con i patriarchi delle chiese del Medio Oriente. Basta con i tornaconti di pochi sulla pelle di molti. Basta occupazioni di terre che lacerano i popoli. Non poteva essere più chiaro il messaggio di Papa Francesco nel denunciare la piaga che tragicamente assale questa amata regione. Dove sono oggi i buoni samaritani? Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia. Una risposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa divisione delle responsabilità, un'onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Sinodo, 11-12 agosto, giovani italiani dal Papa, informazioni ed iscrizioni per la nostra diocesi. Per i giovani genovesi che intendono partecipare c'è la possibilità di iscriversi a diversi pacchetti, dal cammino interdiocesano alla partecipazione dei 2 giorni a Roma. Per altre notizie all'interno del giornale visitate il nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Grazie. La comunità di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante si prepara alla festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, che sarà festeggiata solennemente domenica 22 luglio. Domani intanto prende il via la novena con la messa alle 7 del mattino celebrata da Don Marco Torre, alle 20:30 il rosario, alle 21 l'Eucarestia e a seguire la benedizione degli scapolari. E torna questa sera l'appuntamento con la rubrica Estate Giovani, il viaggio di Telepace nelle esperienze dei campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari. Protagonisti della puntata di oggi, in onda su Telepace 1 al canale 15 alle 21:10, i giovani dell'Azione Cattolica Ragazzi a Neirone e quelli delle parrocchie di Lavagna a Reppia. Vediamo. Ciao, semplicemente ciao. Il tema del campo è un mondo di eroi. Ci abbiamo preso la storia di Giona e l'abbiamo un po' messa rapportandola un po' con noi. C'è la possibilità di essere tutti degli eroi e con le nostre debolezze, le nostre paure, però se il Signore ci affida una missione, un viaggio, una cosa, è perché sa che noi abbiamo le possibilità per superare ogni prova. Nel costruire, nel partecipare a un campo, voi comunque siete sempre orientati sui ragazzi, sul cercare di fare qualcosa bene per loro. Qual è secondo te la cosa più importante da tenere presente per farlo bene? Domanda difficile, probabilmente considerare che tutto quello che facciamo davvero sia per loro e quindi pensato in modo che tutti possano partecipare, per tutti sia un'esperienza bella e la consapevolezza di doverci mettere anche qualcosa di nostro per spronare magari i ragazzi che fanno più fatica, perché sarà veramente bello, sarà veramente costruito bene solo se davvero riusciremo a coinvolgere tutti nonostante le difficoltà di ognuno.
tema del campo? Abbiamo scelto la frase, quella del Sinodo dei Giovani di quest'anno, Maestro dove abiti, e cerchiamo di aiutare questi bambini che sono bambini di terza e quarta elementare delle parrocchie di Lavagna a vivere un'esperienza di incontro con Gesù dentro la loro età, quindi dentro le dinamiche che vivono di relazione tra di loro, nella famiglia, con gli amici. Cerchiamo un po' di capire insieme come possiamo incontrare Gesù e come possiamo testimoniarlo agli altri. Come si sviluppa il tema durante le giornate? Ma durante le giornate c'è sempre un momento di riflessione al mattino e poi a volte se lo si riprende anche nel pomeriggio con giochi tematici o con un momento di riflessione. Per la cronaca, i carabinieri di Sesse Levante a termine di indagine hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa un 43enne napoletano. L'uomo si è fatto versare sulla sua carta prepagata circa 150 euro da un'impiegata di Sesse Levante di 46 anni per l'acquisto di una console per videogame che la donna aveva visto su un sito internet. L'uomo però, dopo aver acquisito la somma in denaro, non ha mai consegnato l'oggetto all'acquirente, che ha così sporto denuncia. Ed è tutto per questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.